Audace Ortigara Lefre. Termina in pareggio il match clou della giornata. La partita è costellata di occasioni, ma nel primo tempo la precisione è nulla per i locali che sciupano ripetutamente e colpiscono una traversa, mentre gli ospiti faticano. Nel secondo tempo cambia la musica. Al 46esimo Gretter trova un diagonale che conclude un ottimo dribbling e porta in vantaggio i biancoazzurri. L'Ortigara Lefre prende il controllo del gioco e trova il pareggio allo scadere con Cucaro con un gran tiro dal limite. Come pronosticato da molti finisce in parità. Il match si conclude 1-1. Montipalli di Cauriol, una bella vittoria nel derby per gli ospiti. Il primo tempo è un continuo attacco dei locali con la Cauriol che si affida al contropiede. Le parti si invertono nella ripresa, i neroverdi iniziano a produrre occasioni, i locali giocano di rimessa. Questo pressing degli ospiti è premiato al 68esimo. Berlanda mette in porta Samuel Partel che entra in area e trafigge il portiere. Gli ospiti cercano il raddoppio su punizione ma non lo trovano. All'84esimo Partel viene steso in area e Rizzato mette la partita in cassaforte. Finisce 0-2. Oltre a Fersina Ischia, vittoria di misura per i gialloneri. La partita risulta piuttosto brutta con pochissime occasioni da gol. Il primo tempo è molto noioso, entrambe le squadre si studiano, fanno scorrere senza troppi patemi il primo tempo. Nella ripresa l'Ischia trova il vantaggio con un colpo di testa di Polenta. La partita torna ad addormentarsi, Ceccarini si prova per i locali ma senza occasioni clamorose. Un episodio risolve la partita quindi, finisce 0-1. Roncegno Cornazzi, vince ancora Roncegno, il match si sblocca subito, Azzolini mette pressione su Varisco che la passa al portiere ma sbaglia e la infila nella propria porta. Le due squadre poi non mollano un centimetro e hanno diverse occasioni. Delle due compagini viene premiato il Roncegno che al 17esimo trova il gol di Mocellini, con la collaborazione fortuita di Carpella. Dell'addio accorcia poco dopo con un gran tiro dal limite a insaccarsi nel 7. Nel secondo tempo la partita cala di ritmo, qualche occasione non viene colta e così termina senza altre emozioni, 2-1. Tesino Valsugana, pareggia reti bianche nell'altro derby. La partita non è come gli scorsi anni ed è quindi brutta e finalmente poco fallosa. Nel primo tempo i locali sciupano molto e non trovano il vantaggio, vedendosi anche annullare un gol per fuorigioco. Dal Sasso prova a scuotere i gialloverdi ma il portiere copre bene. Al 70esimo Moranduzzo calcia a botta sicura, ma Antoniolli salva. Negli ultimi minuti la stanchezza favorisce il nervosismo e i lanci lunghi, impedendo alle due squadre di ragionare ed essere pericolose. Poche emozioni, termina 0-0.